E ora, per chiudere in bellezza la nostra puntata di oggi con Alessandro Di Paoli, parliamo degli incontri gratuiti in modalità digitale di Matearium per esercitarsi e riflettere sulla scrittura e soprattutto per allenare la forza creativa facendo comunità. Gli appuntamenti sono il proseguo degli incontri del coprifuoco nati in pandemia, che continuano ora con la nuova edizione di Palestra di Scrittura. E infine avremo un focus sul progetto Punk Solini, il punk come rappresentante della controcultura e di chi è emarginato. Tutto parte da una riflessione sulla metafora del testo di Pasolini. Ma intanto diamo il benvenuto ad Alessandro Di Paoli. Alessandro, benvenuto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi. Ecco, allora ti ho omaggiato con questa canzone punk ma dolce di Giovanni Lindo Ferretti dei CCCP e dopo arriveremo al progetto Punk Solini, che è proprio un progetto particolare. Ma partiamo da questa capacità di Matearium, da questa volontà di fare comunità, perché di questo si tratta, per sopperire al desiderio di scambio, di condivisione che sotto il primo lockdown, quello serio diciamo del 2020 era un'esigenza molto forte, ha prodotto gli incontri del coprifuoco. Vuoi raccontarceli? Sì, si collega anche molto bene a quello che ho sentito prima mentre c'era l'altro intervento, no? Ovvero come riusciamo a creare, a curare, ad essere vicini alle persone. Noi di Materium ce lo siamo chiesti, no? Stiamo vivendo un periodo difficile, c'è chi è precario, c'è chi lavora come partita IVA, chi è artista, chi ovviamente vive molto da vicino la pandemia in un modo sicuramente non buono, non positivo. E allora quello che ci siamo chiesti è probabilmente le persone hanno bisogno di evadere, di muoversi, di conoscersi, di creare, di trasformare l'energia che c'è nell'aria, no? Perché è facile dare voce alla negatività essendo negativi, essendo pessimisti, arrabbiandosi. La cosa difficile è trasformare quell'energia in qualcosa di diverso e noi ci proviamo con la palestra, i nostri allenamenti in cui ci si sfoga creativamente, si trasforma l'energia che c'è nell'aria. Certamente, quindi il tutto nacque nel 2020 e c'era tanta sofferenza ancora per il Covid, vero? Cosa c'è di diverso? Cosa noti di diverso dai primi incontri e da quelli che avete ripreso a novembre, mi sembra, del 2021 e state riprendendo adesso? Lo si vede nelle storie. Quando abbiamo fatto gli incontri del coprifuoco, che eravamo in lockdown, gran parte delle storie, ma parliamo tipo dal 50-70% delle storie solitamente riguardavano persone rinchiuse o che erano in quarantena o che erano chiuse tra le mura di casa o che avevano delle relazioni soffocanti. Di questo parlavano le storie, no? Ovviamente noi cercavamo anche lì di cambiare l'energia e di spiazzare anche le persone, perché sono momenti anche rilassanti quelli che proponiamo. Adesso invece quello che vediamo, c'è proprio questa esigenza di sfuggire con la mente, anche andando in altri luoghi con storie ambientate in luoghi improponibili o luoghi lontani. Si tende un po', si sta preparando un po' quel momento in cui potremo finalmente muoverci, evadere, incontrarci e tornare a viaggiare e tornare anche a viaggiare. Quello del viaggio è importante, sì. Certo. E quanti eravate ieri sera? Ieri sera c'è stato il primo incontro gratuito e il prossimo sarà il 24 gennaio. Eravamo circa 50 persone. Tra l'altro ho chiesto all'inizio ditemi da dove siete, scrivete in chat da dove siete, e la prima risposta era Sicilia. Addirittura. Sicilia, Lecce, no, qui si allarga un po' il territorio, poi tanti da Udine, da Toppo, dalla Carnia, no? Insomma, ovviamente tante persone anche locali, però più o meno da tutta Italia. Beh, questo vuol dire che sta prendendo veramente piede. E ci sono posti per la settimana prossima, Alessandro? Immagino di sì, perché sono degli incontri in modalità digitale. Sì, il limite strutturale di Meet, che è la piattaforma su quale noi facciamo, è di 100 incontri. Poi se vediamo che siete 1000 e più, troveremo una soluzione. Li dilazionerete. E si parla anche di se stessi in questi incontri, Alessandro? Sì, si parla molto ognuno
ognuno parla anche molto di se stesso, della visione che ha del mondo. Tra l'altro noi proponiamo all'interno del percorso anche delle rubriche per riflettere sulla visione che uno ha di se stesso. Infatti c'è un ospite speciale, giusto, questa edizione? Sì, e allarghiamo ancora di più l'orizzonte, perché l'ospite speciale è da Lisboa, in Portogallo, ed è uno psicanalista che ha vissuto in Italia, conosce molto bene Udine, e noi ci siamo innamorati di lui perché ha partecipato a uno dei nostri laboratori e poi alla fine rimanevamo lì ad ascoltarlo incantati, e che fa la psicoanalisi in modo giocoso, scherzoso delle storie che vengono proposte. Ecco, quindi aiuta i partecipanti ad avere delle chiavi di lettura su loro stessi, ma soprattutto anche sulla produzione creativa, che è lo specchio della nostra anima e di quello che produrranno, è corretto? Esattamente, sì, sempre cercando di mantenersi profondi ma leggeri allo stesso tempo, perché insomma è giusto anche non appesantire la situazione, ma neanche essere troppo superficiali. Cerchiamo quell'equilibrio. Certamente. Quali sono in sintesi, diciamo, le linee guida? Come aiutate i neoscrittori in questa fase di riscaldamento che poi prende proprio la forma definitiva nei corsi che proponete dal 7 di febbraio, che sono i corsi base di scrittura teatrale, e poi dal 10 di febbraio anche il tutoring di scrittura? Noi, come ben sai, siamo innamorati delle storie, e non necessariamente le nostre storie, ma anche le storie degli altri. Ci appassionano e vogliamo capire cosa vogliono raccontare le persone, e aiutarli anche a trovare una visione contemporanea del teatro, dei racconti, delle storie. E quindi quello che noi facciamo fondamentalmente è un percorso di ascolto e di aiuto allo strutturamento di una storia, delle vicende che hanno in mente i nostri corsisti, oppure diamo gli elementi necessari per assemblare la storia, perché magari uno vuole proprio allenare le proprie tecniche. Cos'è che ci sfugge nell'andare a scrivere? Qualcosa di grossolano che magari fa la differenza, Alessandro? Quello che fa la differenza è il confronto. Infatti questi momenti di palestra sono dei momenti molto interessanti, perché nel momento in cui avviene il confronto le scritture crescono. Tipo ieri sera abbiamo chiesto qual è un sogno che avete nel cassetto che state covando da tanti anni, e nel momento in cui vengono espressi i sogni ti rendi conto che tu puoi essere alleato di qualcuno per costruire qualcosa, o che qualcuno ha un'intuizione per far crescere il tuo sogno. E quell'elemento lì è fondamentale, il confronto. Ecco, allora proprio io prendo questa tematica come filo rosso, Alessandro, per arrivare al progetto Pasolini che ho nominato in apertura, che prende spunto chiaramente dalla metafora del testo di Pasolini, il famoso testo dei Turks dal Friuli, che riguardava il nostro Friuli, la nostra Casarsa, con l'invasione dei turchi, ma la riflessione riguarda proprio su chi siano i Turks oggi, se sono ancora invasori, e se i friulani, se noi siamo ancora le vittime, oppure se c'è una speranza. Che idea ti è venuta per omaggiare Pasolini, per omaggiare la nostra sensibilità, il confronto, per l'appunto, Alessandro? Sì, questa è un'idea che mi ha tormentato abbastanza, e per diverso tempo capire come rendere attuale i Turks al Friuli, e come rendere attuale anche la celebrazione di un artista intellettuale controverso come Pasolini. Okay? E quindi queste domande che tu hai posto giustamente: chi sono i Turks oggi? Nel testo di Pasolini sono gli invasori che vengono nella nostra terra per distruggere la nostra identità, okay? Ma quando noi vediamo queste persone che camminano ai bordi di una ferrovia, di una rotaia, o di un cavalcavia, che dormono sotto i ponti, che, come abbiamo visto la notizia di un mese fa, di questa famiglia che è annegata nel confine tra la Slovenia e la Croazia, certo, nel fiume e loro erano curdi turchi che venivano nel nostro territorio, probabilmente di passaggio per andare verso la Germania, perché sappiamo che probabilmente le zone ambite sono altre, sono più a nord. Però realmente qual è la nostra relazione nei loro confronti? Siamo noi friulani le vittime, o c'è un altro tipo di relazione? Per forza l'altro è avversario nostro o nemico nostro, o ci sono altri modi per costruire una relazione con l'altro?
le tematiche sono forti. È un quesito grosso e sempre in merito alla dinamica che tanto ti piace, che tanto vi piace, che riguarda il confronto e sempre il dibattito che deve essere aperto. È un progetto in itinere che tu hai lanciato sui social per avere un dialogo attivo sempre, diciamo, è aperto a tutti, giusto? Sì, anzi, se qualcuno è interessato può tranquillamente scrivermi per leggere il testo, per collaborare, per ascoltare, per parlarne, insomma è un modo per aprirsi a queste tematiche e non per trovare una risposta, ma per stare nel tema, perché va trattato in continuazione giorno dopo giorno. Infatti io poi l'ho scoperto così ed è nata anche una serie di riflessioni, di dibattiti sul tema musicale, perché poi il punk è il pretesto, è il rappresentante di una controcultura, no? Che emerge per rispondere proprio alla domanda se si sono ancora invasori e se noi siamo ancora le vittime. Cosa succede? Cosa nasce? Una sorta di testo musical punk? Sì, c'è un gruppo di ragazzi, di giovani, che in uno stabile abbandonato improvvisano un concerto punk abusivo, questo è proprio il centro della storia, e ad ascoltarli c'è un migrante tra il pubblico. E mi piaceva l'idea che fossero dei punk, oggigiorno i protagonisti, le protagoniste di questa vicenda, perché il punk è un grido, è un rumore che noi facciamo per dimostrare di essere, per protestare, per affermarci. E quindi un'altra domanda che mi sorge è: perché oggi noi facciamo rumore? Quando facciamo rumore Certo. oggi? Quando suoniamo il clacson all'incrocio, quando ce l'abbiamo con qualcuno, ma il nostro rumore, confronto a quello degli altri, che valore ha? Quindi una riflessione aperta, e per chi volesse è ancora completamente aperta, anche perché c'è una prossima tappa, una call, pensi a livello anche non solo regionale ma a livello nazionale, perché possono esserci delle band per produrre queste musiche, queste riflessioni sull'accoglienza e sul punk, giusto Alessandro? Sì, mi piacerebbe che diventasse uno spunto appunto creativo per creare dei pezzi musicali, per ispirarsi, per creare anche delle opere d'arte, in modo tale che la discussione sul che senso ha fare rumore oggi, chi siamo noi, chi è l'altro, sia un modo per mantenere vivo il dibattito all'interno della comunità artistica. E poi avremo modo anche di vedere se mai questo testo verrà rappresentato con magari dei ragazzi. Allora il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito qua, ma ci diamo un appuntamento per vedere come andrà avanti questo progetto. Io ricordo il sito per le prenotazioni per Matearium, www.matearium.it, oppure info@matearium.it. Io vi saluto, un saluto da Arianna Zani, da Antonia Pillosio, dal tecnico Ugo Nicoletti che ci ha seguito oggi, e vi ricordo per la TV in Marilenghe la seconda puntata di Patrie di Marco D'Agostini. La linea ora alla Voce dei Libri. Grazie.